Da Santa Maria di Sala alla guida del suo SUV, nella notte appena trascorsa, verso l'una, dopo una serata in compagnia di amici, stava rientrando a casa, ma a Spinea non ha mai fatto ritorno. Michele Bonaldo, 61 anni, artigiano di Spinea, ha perso il controllo del mezzo andando fuori strada e morendo sul colpo. Sposato e padre di 2 figli, gestiva un salone di bellezza, sarebbe dovuto partire per le ferie nelle ore successive, invece il tragico incidente ha deciso diversamente. Poche ore più tardi, dopo le 9 del mattino, lungo la Triestina in zona aeroporto Marco Polo a Tessera, un altro sinistro, un frontale tra 2 auto con un bilancio di 4 persone ferite, di cui 2 di media gravità e tutte ricoverate in ospedale. L'incidente ha causato forti code e rallentamenti dalla statale 14 fino quasi a Portegrandi per diverse ore. Dinamica al vaglio della Polizia Locale di Venezia, sul posto il personale del suo 118 con i vigili del fuoco, il cui intervento è terminato dopo oltre un'ora.